Eder, Mech, Pallister. Claudio, per 2 anni quando parlavamo di Liliana morta il 14 la gente ci prendeva in giro. Oggi a quanto pare le cose sono cambiate, avevamo ragione. Avevo ragione, sì, lo sapevo da subito di aver ragione, perché non poteva essere altrimenti semplicemente. Cioè lei è stata portata qua la notte tra il 4 e il 5 gennaio, perché solo una notte in più sarebbe stata sfigurata da soprattutto cinghiali, ma anche altri animali selvatici che pullulano in questa zona. Lo ha detto uno zoologo proprio questi giorni. Sebastiano ha una strategia molto precisa, anche se tutt'altro che credibile. Negare la storia di amore tra te e Liliana per negare un movente. Bene, che se le tenga, che se le rimangi. Non voglio neanche rispondere a questa domanda, non voglio neanche rispondere perché è riprovato, lo hanno detto tutti, che la storia c'era, viva e vegeta. Per cui non ho intenzione di rispondere, non mi interessa proprio. Lo ha detto lui addirittura all'inizio di tutta questa stramaledetta storia, che non vuole fare il ping pong con me. Bene, io non voglio farlo con lui. Finito. Ultima palla. Siamo a soli 20 metri, anche meno, da dove lei è stata trovata. Se non si voleva trovare il corpo, bastava venire qua, eccolo là. Questo burone laggiù in fondo era popolato di cinghiali. In 1 o 2 notti lei scompariva del tutto. Ma ovviamente il corpo bisognava ritrovarlo. Bisogna chiedere a chi di dovere. Uno dei motivi lo ha spiegato lui. Sebastiano, parlando con la cugina, ha detto che se Liliana non veniva ritrovata morta, come è stato, e lui avrebbe dovuto aspettare 10 anni per il riconoscimento di morta parente e avere reversibilità di pensione, la percentuale del conto. Quindi scusa. Ma sono 3 anni che lo hanno detto, non lo dico mica io, una novità. Questo è stato detto già da qualche anno, da anni. Lui stesso lo ha detto alla cugina Silvia quando è andato a trovarla per l'ultima volta o la prima che era, prima e ultima, a casa sua, casa di Silvia. Secondo me qua è servito l'intervento di almeno 2 persone. Lesioni sul corpo di Liliana, chi può essere stato a fargliele? Qualcuno che appunto le voleva male, però è successo sicurissimamente, perché la riprova sta nel fatto che nessuno, neanche il fratello, oltre che chi che sia altri, ha potuto vederla da morta. Perché? Perché se uno la vedeva da morta, a Sergio sono state fatte vedere delle foto fotocopie della foto di lei morta. Era piena di lividi che non se li può essere procurati, come è stato detto, sbattendo con la faccia così per gioco contro tutti gli alberi che attornano il sentiero che abbiamo fatto noi oggi per venire fino a qua, così è stato detto. Lei semplicemente è stata picchiata, la vertebra rotta è una riprova, tutti i segni che aveva sul viso sono una riprova, bisogna che qualcuno ne tragga le conclusioni. Io voglio sperare, tutti noi speriamo, che la nuova procura, il nuovo procuratore organizzi delle indagini che non sono state fatte per niente. Passiamo ora a Greta Sperafico. Nella stessa borsa posta all'inizio della porta d'ingresso abbiamo trovato la chiave di una macchina, verosimilmente della macchina di Greta, una chiave veramente logorata, e poi nel controllare ancora sotto la cucina, all'interno del secchio della spazzatura, abbiamo trovato una maglietta nera e devo dire intonsa, sembrava quasi lavata da poco. Nel controllare la maglietta abbiamo trovato un capello. A Rimini ti aspettavi che venisse indagato Loris e invece è dentro Luis. A Erba ti aspettavi che venisse indagato Gabriele Lietti? Sì, lungi da me da additare il fidanzato, però è una persona che comunque ha vissuto con questa donna per diverso tempo ed è erede di un testamento olografo che Greta avrebbe fatto. Aveva manifestato i dissapori con il fidanzato, quindi secondo me l'avrebbe portata a fare un cambiamento. Era proprietaria attualmente di terreni importanti che hanno un valore inestimabile e sicuramente fanno gola a tanti. Oggi credo che il cerchio si stia stringendo. È un dato di fatto che questa donna, dal mio punto di vista, non si è suicidata, ma l'hanno ammazzata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.
Thank